Bentornati al nuovissimo aggiornamento meteo, segnalazioni di grandinate, tempeste su tutto il nord Italia, principalmente una prima supercella nel Vicentino Alto Padovano con grandinate fino a 5 cm registrate tra Pozzoleone e Cittadella proprio nell'Alto Padovano. Segnaliamo accumuli di grandine al suolo a Montecchio Precalcino e anche nel Novarese sulla Lombardia con forti attività elettriche rilevate a molti chilometri di distanza. L'alta pressione però è pronta a tornare dopo un flusso umido di passaggio veloce e instabile che ha provocato qualche leggerissima precipitazione sparsa locale sulle regioni settentrionali, è pronta quindi a tornare e come possiamo vedere dalla grafica torna la stabilità con qualche velatura sparsa al nord nella giornata di giovedì. L'espansione di questo campo anticiclonico a partire dalle regioni meridionali di matrice africana si farà sentire a partire dalla giornata di venerdì con temperature in netta risalita, questo a causa di una depressione salirà verso la Irlanda e la Gran Bretagna, provocando quindi la risalita di quest'area molto calda di matrice subtropicale, di matrice africana. Questo garantirà a partire da sabato un netto rialzo termico con valori molto sopra la media fino al centro Europa. Pensate che lo zero termico si attesterà attorno ai 4.000 metri. Sulla Val Padana le temperature massime saranno comprese tra i 24 e i 25 gradi, specie sulle aree centrali, con qualche foschia, nebbia, nube bassa il primo mattino, soprattutto sulla Val Padana occidentale. Le regioni più calde saranno principalmente la Calabria, la Puglia e con qualche picco di 29 gradi possibile sulla Sardegna. Insomma, valori tipicamente estivi, con il picco del caldo atteso molto probabilmente nella giornata tra domenica e lunedì 8 aprile. Questa è la nota positiva, infatti le perturbazioni non sembrano tornare più sull'Italia con il consolidamento di questo campo anticiclonico di matrice africana. Un possibile ritorno delle precipitazioni potrebbe avvenire a partire dalla giornata di martedì, a partire dalle regioni nord-occidentali, con questi flussi umidi instabili di matrice atlantica che proverebbero ad entrare a formare un fronte temporalesco tra la Francia e la Spagna. Questo fronte temporalesco tenterebbe di entrare sull'Italia a partire dalle regioni nord-occidentali, ma al momento questa tendenza non è assolutamente attendibile in quanto i modelli ancora non concordano con tale sviluppo e di conseguenza è più lecito attendersi una lunga durata di questo promontorio anticiclonico, tempo stabile, temperature molto sopra la media stagionale. Per maggiori dettagli comunque consultate i prossimi aggiornamenti meteo per ulteriori novità.